When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. Oh, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Whoa, stand by me. Whoa, stand by, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I just won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Oh, stand by me. E sulla voce di Valentina e la musica di Dagmar inizia il nostro ultimo appuntamento della settimana con la cultura. Benvenuti alle Cantine di Platone. Questa settimana stiamo conoscendo un autore molto interessante, lui è il biografo ufficiale di Tiziano Terzani. Ho il grande piacere di avere ancora qui per l'ultima puntata Alen Loreti. Ciao Alen, Ciao. e di nuovo ben ritrovato. Grazie. È davvero un piacere averti qui, ti rinnovo questa cosa. La vita come avventura, Tiziano Terzani, La vita come avventura, è il libro edito dalla Mondadori, uscito nel 2014, che parla proprio della vita di questo grandissimo personaggio. E tu abbiamo parlato davvero tantissimo di lui in questi giorni, di come è iniziata la tua collaborazione, come sei diventato biografo di Tiziano Terzani. Vorrei un attimino leggere giusto qualche riga per ricapitolare un attimino. Tiziano Terzani, scomparso nel luglio del 2004, è un raro caso di un autore bestseller, diventato fatto sociale. In questi 10 anni gli sono state dedicate biblioteche, scuole, un importante premio letterario internazionale e addirittura un ospedale in Afghanistan. Ma chi era Terzani? Un corrispondente di guerra? Un esploratore poliglotta? Un viaggiatore inquieto? Senz'altro era un collezionista di libri, ma in particolare, come amava definirsi, era un evaso. È vero, un collezionista di evasioni. Terzani è un uomo che non solo è scappato da Firenze per inventarsi una vita in Oriente, è un uomo che in qualche modo scappava dall'omologazione, non voleva essere come gli altri. E quindi, appunto un uomo libero, come abbiamo detto nelle scorse... Un uomo libero, e quindi devo dire che in questi anni il grande tributo popolare, il grande affetto che appunto si è manifestato attraverso le tante istituzioni che hanno deciso di intitolare a Terzani appunto ospedali, biblioteche, parchi pubblici, in qualche modo restituisce a Terzani il contributo che ha lasciato come testimone del secondo Novecento. Quindi è un bel modo anche per celebrarlo, diciamo. Lui è morto all'età di... 65 anni, quasi 66. E nelle foto, no, soprattutto nell'ultimo periodo, non so se magari Enrico ci può mandare qualche immagine, ma la vediamo anche sulla immagine di copertina, penso che quelli fossero... Qui siamo, è una bellissima fotografia di Vincenzo Cottinelli, questa invece è un'altra foto, comunque sì, siamo negli ultimi anni di vita. Lo vediamo, di no? Nonostante, insomma, non era vecchissimo, però molto provato fisicamente, sì, cioè sembrava veramente un uomo, un saggio d'altri tempi, no? Un ottantenne, un novantenne, quasi come se veramente gli anni della sua vita duri anche, l'avessero veramente segnato profondamente, direi quasi anche nel corpo. Sì, direi quasi consumato, al di là della malattia che chiaramente lascia dei segni.
in realtà è un uomo che ha vissuto intensamente tutte le avventure nelle quali si è tuffato, e quindi anche negli ultimi anni in qualche modo si vede questo affaticamento, però ha sempre mantenuto una grande progettualità e propositività. Fino alle ultime settimane, agli ultimi mesi ha registrato interviste, ha registrato dialoghi con il figlio Folco che poi sono diventati libri, Sì. ha detto alla moglie di salvare la propria biblioteca, cosa che è stata fatta qualche anno fa. Tutti i libri di Terzani sono stati salvati e destinati alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, dove oggi tutti possono andare a leggerli, a studiarli, e quindi era un uomo che comunque sapeva che nonostante i giorni, i mesi fossero contati, voleva lasciare qualcosa di sé che fosse ben chiaro. E ci è riuscito, direi, C'è anche riuscito. attraverso di te. C'è riuscito. E qual era il pensiero di Terzani sulla vita, sia prima della malattia e anche dopo? E se è cambiato qualcosa in questo pensiero? Io credo che, allora, chiaramente la malattia stabilisce delle priorità e delle urgenze completamente diverse, Sì. però in fondo il Terzani che leggiamo in Un altro giro di giostra, ad esempio, ma Sì. anche nella fine e l'inizio, è sempre il Terzani della ricerca. Ed è il Terzani in fondo che era così anche da giovane, un uomo, un ragazzo che non si è mai posto dei limiti, è veramente l'uomo delle frontiere Terzani, sia che si tratti di malattie, di cancro, che si tratti di guerra o di conflitti militari, è qualcuno che si pone sempre l'obiettivo di andare a vedere che cosa c'è di là. In fondo, interrogandosi anche sulla malattia e sulla morte, significa anche interrogarsi su come si è spesa la propria vita. Sì. E credo che il punto più importante per lui fosse quello di non sprecarla. Se c'è un bel messaggio da raccogliere nei testi di Terzani, in quello che ci ha lasciato, è proprio questo: non sprecare il tuo tempo e la tua vita facendo magari cose che non ti piacciono. Infatti era un po' anche il motivo per cui lui, dopo aver scoperto la sua malattia, no, decide poi di fare questo lungo viaggio in India, veramente quasi alla riscoperta di se stesso. In India, in America, nelle per Filippine, la serie, ok, ovunque. io ho deciso di avere questa malattia, ma non voglio passare i miei ultimi anni in un letto, ma voglio vivere. No? Ricordiamoci sempre che la reazione migliore di Terzani a qualsiasi problema è il viaggio. Terzani reagisce sempre col viaggio, che si tratti di una depressione, di un problema, di una malattia. Terzani prende la sua sacca, se la mette in spalla e parte. E questo istinto, se vogliamo anche nomade, appunto di evaso, come lui si definiva, in fondo è l'istinto che ti permette anche di sopravvivere, di stare nel mondo, di stare a contatto con il mondo che comunque va avanti, non chiuderti in una stanzina e isolarti dal resto del mondo, come in realtà lui per un periodo ha fatto, ma poi ha capito che era importante lasciare qualcosa di sé. Lui dice una bellissima cosa a suo figlio Folco: io ho sempre immaginato il ruolo del padre come un seminatore di bei ricordi. E quindi Terzani nell'arco della sua vita ha seminato bei ricordi, i suoi libri, i suoi articoli, ciò che chiaramente ha lasciato ai figli, alla moglie, queste esperienze così intense, e devo dire che è riuscito in questo intento, davvero. Hai insomma scritto la sua biografia studiando tutti i suoi documenti, anche quelli inediti. C'è qualcosa che appunto cercando tra le carte, tra gli scritti, ti ha veramente incuriosito e ti ha lasciato un po' stupito? Io devo dire che mi piacciono tantissimo i primi anni di vita, soprattutto il periodo scolastico, perché ad esempio in una pagella troviamo perfettamente il profilo di quello che sarà una persona, nel senso troviamo le passioni. Sì. Lui in storia e in filosofia aveva 9 e quindi è un uomo a cui piacevano le storie, la storia e il pensiero. In matematica, nelle materie scientifiche non andava bene, ma soprattutto c'è un bel dato dell'ultimo trimestre o quadrimestre, adesso non mi ricordo se è del liceo, non vorrei sbagliare, ma aveva tipo un 7 in condotta, se non ricordo male. Era un ragazzo agitato, era un ragazzo che aveva voglia di esporsi, vulcano. E quindi immaginiamo anche questo ragazzo che non vuole essere perfettamente allineato agli altri, quindi pieno di energie. Queste energie poi sono appunto esplose nell'arco della vita perché lui ha saputo in qualche modo utilizzarle bene. E quindi mi è piaciuto vedere questo ragazzo che insomma non era il classico secchione, diremmo oggi, anzi, ma era fuori dagli schemi in tutti i sensi. Poi era assolutamente talentuoso, veramente, soprattutto in italiano. Però vediamo un ragazzo capace. Qual è invece un aneddoto al quale tu sei particolarmente legato di Terzani? Ce ne sono tantissimi, davvero. Devo dire che
La cosa più bella credo che sia la lettera di dimissioni quando ha 32 anni, che se ne va dal giornale. Cioè, chi oggi a 30 anni con un lavoro sicuro, tranquillo, una famiglia da mantenere, rinuncia a tutto questo per i propri sogni? Quello è un bellissimo insegnamento, secondo me, non avere paura di coltivare i propri sogni. Abbiamo inserito proprio la lettera delle dimissioni che abbiamo trovato nel carteggio, perché dimostra come questo ragazzo avesse queste 3 grandi qualità: autonomia, coraggio e fantasia. Autonomia, pensare con la propria testa; coraggio, cioè tuffiamoci, vediamo che cosa mi succederà; e la fantasia, cioè mettere ciò che sei in quello che fai. E Terzani ha sempre avuto questa grande qualità. È qualche anno che ti occupi della vita di qualcun altro, no? Com'è da biografo occuparsi della vita di un'altra persona in maniera così anche affettuosa da un certo punto di vista? Perché comunque io immagino che per un biografo deve essere veramente una grandissima responsabilità quella di occuparsi di una vita che non è la tua. In realtà è un grandissimo regalo. Io vivo qualsiasi cosa che mi capita di Terzani tra le mani, che siano lettere, corrispondenze, articoli, testimonianze di persone che lo hanno conosciuto, e in questi anni, devo dire, ne ho raccolte moltissime, anche in maniera fortuita, così. E sono sempre dei grandi regali, perché si capisce che dietro c'era un uomo assolutamente straordinario, tutti lo ricordano con grande affetto, anche quelli che magari lo invidiavano, e quindi mi piace essere al servizio di questa bella storia. C'è qualche aspetto della vita di Terzani che ritrovi nella tua di vita, oppure che ti piacerebbe poter ritrovare? Forse devo dire, essendo figlio di contadini, e contadino è una parola che mi piace molto, questo inizio così umile, così semplice, devo dire, in questo mi ritrovo. Lui è partito da un'infanzia estremamente semplice. Io ovviamente non ho ambizioni per diventare chissà che, però mi piace l'idea che, questo mi dà molto coraggio anche nella vita quotidiana, che si possa partire da condizioni magari precarie, diciamo così, e poi invece inventarsi una vita che in un qualche modo, come diceva lui, ti somiglia. Ed è tra l'altro anche questo un bel messaggio di speranza. Sì. E tu, insomma, in questi giorni abbiamo parlato tantissimo appunto di Terzani e molto poco di te, no? Tu nel tuo racconto, quando ci siamo sentiti telefonicamente, no? Che ti dicevo mandami qualche informazione su di te, mi hai parlato tantissimo della tua attività professionale, poi mi hai anche scritto: questo è il mio percorso professionale, dal punto di vista privato ben poco da dire. Sono figlio appunto di contadini, i miei genitori abitano ancora oggi sulle colline di Montecatone, dove sono cresciuto. Da qui la scelta di iscrivermi allo Scarabelli, la scuola d'agraria, che in verità mi ha allontanato da quel mondo e che ho abbandonato per seguire la passione per l'editoria libraria. Un primo incarico l'ho ricevuto proprio alla Bacchilega Editore, come dicevamo nella prima puntata. Sono un autodidatta, niente di più, che ha avuto la fortuna di trasformare una passione in lavoro. Amo collezionare le edizioni di Marco Polo, del Milione. Sì. Questo prima ancora di affezionarmi all'opera di Terzani. E in generale adoro la lettura e il viaggio, pur non essendo un viaggiatore. Io ci tenevo a raccontare queste cose perché, come dicevo, no, un biografo si dedica anima e corpo alla vita di un altro, però dietro quel biografo c'è un'altra vita, e mi faceva piacere raccontare queste piccole cose di te, e mi auguro che un giorno potremo veramente raccontare la tua di vita, perché dietro ogni vita secondo me c'è veramente molto. E ci lasciamo con una domanda: intanto, quali sono i tuoi progetti per il futuro dal punto di vista lavorativo e non solo? C'è una grande missione, è quella di salvare l'archivio di Terzani, che ora si trova a Venezia. I libri li abbiamo salvati. Oggi si tratta di salvare l'archivio, cioè i documenti cartacei, soprattutto le fotografie, è ancora veramente qualcosa di insondato. Quindi speriamo nei prossimi anni di far emergere anche un lato di Terzani che è ancora poco conosciuto. E poi un'ultimissima domanda, qual è la tua più grande conquista nella vita, non solo ovviamente dal punto di vista materiale, ma ovviamente in senso lato, e che cosa ti auguri per il tuo futuro? Ma io mi auguro di tenere sempre i piedi per terra e poi di conservare la mia autonomia. Vedo che oggi tutti si fanno molto condizionare dagli altri, tutti hanno sempre bisogno di esperti, di maestri. Di approvazione. Esatto, invece spero di continuare, anche non per forza nel mondo dell'editoria, ma facendo quello che in fondo mi piace. Questa è la cosa più importante. E noi te lo auguriamo. Grazie. È stato davvero un piacere conoscerti, Alen, davvero un grandissimo piacere. Questa settimana non abbiamo soltanto conosciuto Alen Loreti,
ma la grandissima vita di Tiziano Terzani, abbiamo parlato del libro scritto da Alen, La vita come avventura, che è la sua biografia, Alen Loreti, il suo biografo ufficiale, che ringraziamo davvero per essere stato qui. Io ringrazio anche Dagmar e Valentina per averci fatto compagnia in tutta questa settimana con la loro musica, e adesso salutiamo il nostro pubblico con la bellissima voce di Valentina, e vi ricordo che le cantine di Platone tornano dopo il weekend con un nuovo autore, tante storie da raccontare. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand, come under. Can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Because the night belongs to lovers, because the night belongs to lust, because the night belongs to lovers, because the night belongs to us. Ever doubt when I'm alone? Love is a ring on the telephone. Love is an angel disguised as love, here in our bed until the morning comes. Come on